Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono la Presidente Antonella Magaraggia e do con piacere un saluto iniziale a questo nostro incontro. Riparliamo di lockdown, o meglio, riparliamo di quarantena, perché siamo a Venezia, il termine quarantena l'abbiamo inventato noi, i lazzaretti li abbiamo inventati noi, però purtroppo questo periodo si è chiamato all'americana, lockdown, perché adesso bisogna essere tutti americani. È un periodo che ci siamo lasciati alle spalle, ma è un periodo che ci ha insegnato molto. Non credo che siamo diventati migliori, questa è una fola di cui si è parlato all'epoca, non siamo diventati migliori, siamo rimasti quelli che eravamo prima nel bene e nel male. Però è un periodo che ci ha insegnato molto. Intanto ci ha fatto capire il valore della socialità. Dovendo stare distanti abbiamo capito quanto era importante incontrarsi, vedersi, parlarsi. Tutte cose che davamo per scontate perché la socialità è insita alla nostra civiltà. Quando ce l'hanno tolta però ci siamo resi conto di quanto importante fosse. Abbiamo anche imparato a parlarci a distanza. La nostra comunicazione era una comunicazione telefonica, quella a distanza. Abbiamo imparato a parlarci con le piattaforme ed è una forma di comunicazione che da eccezionale è diventata consueta, perché adesso è diventata un'altra forma per sentirci e comunicare con persone anche lontanissime. Ma soprattutto ci ha insegnato un'altra cosa. In un mondo molto solipsista, dedito al culto di se stessi, ci ha insegnato che non ci si salva da soli. Cioè, se anche uno era bravissimo ed eseguiva tutto quello che gli veniva detto, se questi ordini, queste regole, questi suggerimenti che venivano impartiti non erano seguiti dagli altri, non servivano a niente. E quindi questo senso di comunità io l'ho sentito forte, cioè ci salviamo tutti se tutti siamo insieme e facciamo la stessa cosa. Per me in realtà non è stato un periodo di quarantena, perché facendo io il presidente del tribunale sono stata perennemente in ufficio, quindi ero da sola, ma c'ero, come devono fare tutti quelli che dirigono delle strutture e delle strutture essenziali, quali sono tribunali, ospedali, eccetera. Ed è stato un periodo, devo dire, difficilissimo in cui si dovevano prendere delle decisioni senza avere gli strumenti per prenderle, perché era una situazione del tutto inedita, quindi dovevi decidere se far venire a lavorare le persone, se non farle venire, se lasciarle a casa, come farle venire. Un periodo complicato. Quello che ci viene restituito da questo libro è invece una bellezza totale perché è la bellezza della nostra città senza le persone, della città per la città. Devo dire, soprattutto, sfogliando il libro, non tanto la città verticale, perché quella la riusciamo a vedere anche con le persone, ma la città orizzontale. Nelle foto io ho molto apprezzato tutti i pavimenti, il pavimento della Piazza San Marco, il pavimento di San Giacometto, con tutte le loro geometrie della pietra d'Istria che hanno tutte un senso e che non si sono mai potute apprezzare perché sempre piene di persone. E quindi queste foto ci restituiscono la bellezza e, accompagnate dalle frasi molto sintetiche ma molto efficaci di Miriam Zerbi, ci hanno aiutato a comprendere, a farci rientrare in quel periodo di cui si continuerà a parlare, perché ci sono documenti fotografici come questo, e ci sono racconti, ci sono anche studi psicologici su cosa è stato quel periodo e quali sono stati gli effetti. Però per oggi godiamo il bello delle immagini, godiamo il bello dello scritto
e godiamo anche il bello della musica. Perché io mi sono sempre chiesta se, e questa è una domanda che vorrei fare alla nostra fotografa, che cosa sentiva, se sentiva, quando faceva queste foto, perché magari poteva sentire solo qualche passo, oppure non sentire niente, o sentire solo il rumore degli uccelli, o solo lo sciabordio dell'acqua, cioè cosa sentiva quando non ci sono da sentire le persone. E ora mi taccio perché non è mio compito coordinare o fare da relatrice in questo incontro, e auguro a tutti un buon ascolto sia dei nostri relatori che della musica. Allora, buongiorno a tutti e credo che dopo la presentazione della Presidente non ci sia più nulla da dire, è stata veramente esauriente. No, io sono Stefano Stipitivic e queste 4 amiche mi hanno chiesto di presentare questo loro lavoro di gruppo. Il libro fotografico si chiama Venezia inedita, 100 scatti raccontano una pandemia. E appunto oggi qui all'Ateneo sono protagoniste 4 donne, 4 amiche che si sono trovate a pensare progetti comuni in cui ciascuna mette a disposizione competenze, possibilità e desideri in vista di un comune obiettivo. Si sono messe in gioco per contribuire a sensibilizzare a modo loro sul presente e sul futuro di questa nostra amata città e non solo. Ecco, aggiungo una mia considerazione personale. Guardando questo libro e vedendo la città vuota come una canzone tempi andati, dico, dovrebbe questo libro fotografico aiutarci a meditare sul futuro di questa città. Nelle foto di Venezia non ci sono abitanti. Purtroppo la considerazione che voglio fare è questa: quando sono nato io qualche secolo fa, negli anni 50, c'erano 150.000 abitanti qui a Venezia. Adesso siamo sotto i 50.000. Allora io dico, cosa succederà di questa nostra splendida città? Diventerà un parco a tema? Diventerà come Pompei che apre alle 10 e chiude alle 18? Allora non voglio fare nessuna considerazione in merito, però dobbiamo veramente porci una domanda tutti noi su cosa dobbiamo fare e quale può essere il futuro di questa città. Allora queste 4 amiche ci hanno ragionato sopra, hanno realizzato questo splendido volume e adesso vi presento le autrici. Allora, Carla Carletto. Allora è fotografa, vive la passione per la fotografia come un flusso vitale di cui non può fare a meno, come respiro e pura energia incanalata in un tragitto che prevede stazioni successive, deviazioni, ripensamenti, obiettivi raggiunti, desideri da realizzare. Poi abbiamo Giovanna Di Sera Bragadin, che è musicista con lo sguardo che non si stanca di carezzare le note di bellezza della sua Venezia. La passione che ha sempre coltivato per la musica si è fatta nella professione, viaggio meraviglioso dentro di sé e verso gli altri, per scoprire, riprovare e scambiare emozioni. Poi abbiamo Laura Trevisan. Lei è professionalmente attiva nel complesso settore della geopolitica, afferma: ho percorso molte strade, ho visto, ho appreso, ho compreso. Ha maturato la convinzione che le difficoltà si possono trasformare in opportunità e che la realtà possa e debba essere vissuta con pienezza e con gioia. Poi abbiamo Miriam Zerbi, che è storica dell'arte, che ha scelto come motto "per fuoco sempre", pensando all'entusiasmo come carburante dell'esistere. Ricerca di bellezza e di senso guidano i suoi passi sulle strade da percorrere, scortata da capacità di meraviglia e dal sorriso.
Adesso io passo a scambiare due chiacchiere con il mio amico da sempre, che è Mark Smith, che è il decano dei fotografi veneziani, anche lui nell'altro secolo, e da molto tempo qua a Venezia, una cinquantina d'anni, il famoso detto veneziano: se venio a vedere i fuochi e non si andà più via, no? Una volta si diceva così. Ecco, lui è venuto a vedere i fuochi e non si andà più via. Però è un buon acquisto per questa città, perché lui da sempre ha collaborato con la Biennale, con la Fenice, con tutti gli enti più importanti. Io l'ho conosciuto appunto 50 anni fa, il mio primo lavoro ero ai magazzini del Sale alla Biennale, ci siamo conosciuti là. E lui, devo dire, ha una sensibilità che molti fotografi non hanno, ha proprio nel DNA questo suo amore per Venezia. Allora gli chiedo, tu hai visto il libro, cosa ne pensi? Qual è un tuo giudizio? Vediamo, funziona? Sì. Beh, sì, io il libro l'ho visto, mi piace molto. Devo dire che anche sono riuscito ad apprezzarlo, perché ho fatto tutte le foto in giro per Venezia della pandemia, che naturalmente le mie sono completamente diverse da quelle di Carla. Meno male, perché se fossero tutti uguali, sai che noia sarebbe. Intanto a me piace molto l'idea che lei abbia fatto in bianco e nero, e sono tutte foto molto essenziali, che dà l'idea di Venezia. Cioè, io ho visto una Venezia completamente vuota, bellissima, come in teoria, linguisticamente da fotografo vorrei fosse sempre così, che però faceva angoscia, sembrava il day after una bomba nucleare. E Carla ha fatto un libro, appunto il bianco e nero, appunto quasi tutti sono orizzontali, che si vede i dettagli, sono molto precisi e, come si può dire, anche poche, senza l'emozione, proprio una documentazione dello stato di fatto. Io penso che questo sarà soprattutto utile, non adesso che tutti abbiamo vissuto la pandemia, chi bene, chi male. Io l'ho vissuta anche bene, perché come fotografo giravo, però tra 50 anni e tra 100 anni speriamo nessuno si ricorderà più di questa pandemia, e questo qua resterà una documentazione storica, che è una cosa importante, che devo pensare che adesso. Poi un'altra cosa, che questo forse è un po' polemico mio, nel senso dal punto di vista tecnico, Carla ha fatto tutte le foto in digitale. Devo dire, io ho fatto circa 600-700 mila foto in analogico una volta, adesso faccio il digitale con gioia, però uso il cellulare solo per casi estremi, cioè quando sono a cena con gli amici, perché il cellulare fa le foto, le fa bene, però appiattisce tutto, cioè diventano banali. Cioè, vi faccio un'idea: l'altro giorno in studio da me è venuta una mia amica, ci siamo fatti il selfie, quello stupido, e io non ho le rughe. No, ma non sono io. Ecco, ci vorrebbe anche il programma che mette il tupè. Cioè, però, conto mio, tutti diventano fotografi adesso, col cellulare, è facile. L'unico problema è che non è il mezzo che fa la foto, per fortuna per adesso ho ancora la testa. Con l'intelligenza artificiale non so cosa verrà fuori, posso dire che ho molta paura dal punto di vista fotografico, altre cose possono senz'altro essere molto utili, ma diventa un appiattimento. E infatti se noi guardiamo su Facebook sulle foto, sono delle foto sovente sempre banali, mentre Carla, che a parte la conosco, so, una ventina d'anni più o meno, non ho idea, anche perché ormai io gli anni non li conto più, e ci conosciamo bene, e abbiamo fatto i lavori insieme, e ha una visione sua particolare, che devo dire che è stata molto funzionale per questo libro e per la storia, perché uno può farsi un libro e mettersi in Soasa, come si dice a Venezia, visto che sono veneziano oramai, però non serve a niente. Una fotografia o un libro o un articolo di giornale dovrebbe essere utile al pubblico, cioè alla gente, all'umanità, e sovente non lo sono. Penso che non ci sia molto altro da dire.
è morto. Allora, una cosa importante da sottolineare, come dicevi tu, che questa carta rimarrà, no? Ne parlavamo prima assieme, cioè il digitale purtroppo chi lo sa, fra qualche decennio cosa succederà? Io penso che il digitale, copiandolo, aggiornandolo, durerà per sempre o quasi, come ci sono in America, non so dove, c'è un'ex zona nucleare dove nella caverna stanno conservando tutti i vecchi negativi, perché lì c'è la temperatura costante di meno 2 gradi, non so. Scusa, dimenticavo di dire che lui ha 800.000 circa negativi, 800.000 negativi, e al suo attivo ha 56, se non vado errato, libri fotografici. Ecco una cosa, adesso storicamente, che poi potrà fare anche Carla un giorno forse, quando è più vecchia, io ho donato il mio archivio alla Guerini Stampaglia, anche perché ci facciamo le corna, un giorno morirò. Un applauso, un applauso su sé. Cioè, succede che scomparirò o poi mi stufo di fare foto, non credo, perché posso dire mi diverto ancora nonostante la mia veneranda età, però le foto così sono in un posto sicuro e saranno accessibili, adesso col tempo bisogna metterle a posto, al pubblico, che 50 anni di foto diventano storia. E soprattutto molte foto di arte contemporanea, perché tu sei stato uno storico fotografo della Biennale. Sì, io ho fatto tutti i 4-5 anni di Ripa di Meana con la Biennale, poi anche un po' con quello che è morto adesso, come si chiama? Portoghesi. Ecco. Poi ho lavorato col comune, ho fatto tutto il Palazzo Grassi Fiat, quindi, ed è un archivio anche che può essere importante nella storia, a prescindere se l'ho fatto io o l'ho fatto qualcun altro. Bene, allora io ti ringrazio e sei stato perfetto come sempre, grazie. Adesso vedremo assieme alcune slide, alcune immagini, alcune foto, mania del slide, alcune foto del libro, e queste foto sono presentate da Miriam Zerbi. Ponte di Rialto, attonito biancore della pietra, stupefatto da tanta inusitata quiete. Sotto porte di San Giacometto, sull'oscuro spartito di ombre proiettate delle colonne dei portici, memori di trapestio, fermento di giovani, bicchieri e passaggio, il silenzio rimbalza sconcertato. La luna, tacita e incantata sopra la Basilica della Salute, riflette la sua striscia lucente sull'acqua scura, appena increspata da un volo basso di gabbiani. Quanta pace! Di sicuro la luna del coronavirus nulla sa. Campo Santa Margherita, dove sono finiti i giochi e le urla dei bambini, il trambusto di mamme e babysitter, gli strascichi di conversazioni degli studenti, il sussurrato parlottio dei fidanzati? Sembrano chiedersi, a vuoto, desertate le panchine. Piazzale della stazione, nessun trolley, spento ogni vociare, nessun viaggiatore che corra di fretta sulle linee di marmo del selciato, che, in vista, senza calpestio, si allungano come stendendosi verso il Canal Grande, mentre la cupola di San Simone Piccolo si domanda, oltre lo specchio d'acqua, cosa ne è stato della usuale quotidiana confusione. Riva degli Schiavoni,
nessun vociare. Interrotta la trama sonora allegro con brio di spezzoni di frasi nelle differenti lingue del mondo che si accavallavano per strada e risuonavano in curiose dissonanze tra cielo e acqua. Adesso c'è una proiezione, 2 minuti e mezzo circa, un video appunto che riguarda il nostro questo libro su Venezia e sulla realtà di questa pandemia. Ecco, devo spendere 2 parole sul compositore delle musiche che accompagnano questo video. È Roberto Rusalén, che si possono ascoltare, questa è la cosa importante, nel libro c'è un QR code inquadrando il quale si possono scaricare queste musiche e sono particolarmente belle. La musica per archi e fisarmonica Fragment of Time di Roberto Rusalén, musicista che vive e compone a Venezia, fa da contrappunto alle foto del libro e nutre il viaggio di suggestioni sonore inedite. Sono riflessioni musicali che, al pari dei riflessi su rie e canali, riverberano come su superfici spezzettate di specchi, sprazzi di visioni. Allora, prima dicevo che questo è un lavoro di gruppo, un lavoro fatto da 4 donne che hanno messo parole, immagini e musica. Adesso passiamo al concerto e io vi leggo il curriculum di questi 2 artisti. Giovanna Di Sera Bragadin, contralto. Per la sua storia di vita è strettamente legata a Venezia da radici antiche. La sua esperienza professionale la porta ad essere apprezzata nel mondo per il suo timbro di voce morbido, scuro e profondo. Ha cominciato a 8 anni lo studio della musica e non ha mai più smesso.
diplomata in flauto traverso, in musica liturgica pre-polifonica e in strumenti antichi presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, con il massimo dei voti, svolge intensa attività concertistica, collaborando con diversi ensemble in Italia e all'estero, negli Stati Uniti come in Germania, in Belgio come in Ungheria. Il suo repertorio spazia dal Gregoriano a Monteverdi, da Vivaldi a Debussy, da Mozart a Mahler, da Bach a Hahn. Gianluca Sfriso, pianista, invece, ha brillantemente iniziato la sua carriera a Venezia, dove completa gli studi con il massimo dei voti al Conservatorio Benedetto Marcello, classificandosi al premio Venezia riservato ai migliori diplomati in pianoforte a livello nazionale. Svolge intensa attività come solista e in diverse formazioni cameristiche, collaborando tra gli altri con Giuliano Carmignola, Stefano Zanchetta, Marcus Stockhausen, Mario Brunello e Walter Vestidello. Luca Lucchetta, riportando sempre successo di pubblico e di critica. Il suo vasto repertorio spazia da Bach a Mahler, da Scarlatti a Sollima. Allora, interpreteranno per questa serata canzoni in veneziano di Antonio Buzzola, musicista e compositore, fondatore nel 1869 della Scuola Musicale Benedetto Marcello, divenuta poi il Conservatorio. Canzoni di Reinaldo Hahn, raffinato musicista, fotografo e compositore, intimo amico di Marcel Proust. Un aneddoto che si vuole riportare: Hahn sperimentò nel 1906 le sue chanson vénitiennes cantandole da solo con un pianoforte messo su una barca che scivolava lungo i canali, e vide, man mano che i passanti si radunavano appoggiandosi ai parapetti dei ponti e formavano un pubblico attento, partecipe ed entusiasta, che dall'alto lo incitava a continuare. Ancora, ancora. Tra le canzoni ascolteremo anche un delizioso adattamento di Hahn della celebre Biondina in Gondoletta, un brano di Guido Bianchini intitolato Il Sandolo e due barcarolles di Mendelssohn. Presto
L'Alesana. Allora, il secondo pezzo che ho scelto è di un compositore che si chiama Bianchini, Guido Bianchini, e ha scritto un bellissimo pezzo che si chiama Il Sandalo, cioè quella barca un po' più affusolata della gondola, un po' più piccola, un po' più raccolta, diciamo. Gianluca vi suonerà una bellissima barcarola di Mendelssohn. Quanto mi riposo.
Adesso faremo 2 pezzi di questo compositore un po' sconosciuto di cui parlava prima Stefano Stipitivic, e sono tratti appunto dalla raccolta Venezia, e il compositore è Reinaldo Hahn, che ha appunto musicato sia delle poesie in veneziano sia appunto la biondina. La biondina la faremo alla fine, adesso facciamo la barchetta e poi facciamo l'avvertimento. Cosa facciamo? La barchetta. Bisogna dirgli tutto a sti pianisti. Poi i cantanti sono già pronti, no? Andemo in barchetta
sì tanto, rio quell'incanto che non aggar. Se tutto amabile ven cordo in nela, la sena stella cascada qua, la nana coga il portigra. Lo ciose vivo colore del cielo, oro il cabello, balsamo il fior, che spunta in viso d'oro sentate, invidiate quel sen che fa. La nana paga il portigra. Ogni cittadino che ve la doga da quella piaga godano fa, col suo granello de Maria la cortesia mi si annova, la nana paga il Allora Gianluca vi delizia con un altro Mendelssohn, una barcarola.
prendi dalle mie labbra. Sì. Allora, è la volta della biondina in gondoletta, appunto, di Reynaldo Hahn, che è questa revisione musicale, le parole sono sempre quelle. Chiamo le autrici sul palco per i ringraziamenti. Intervengo per i ringraziamenti finali e naturalmente un ringraziamento particolare all'Ateneo Veneto e alla sua presidente anche per le belle parole iniziali. E ringraziamo Fabrizio Berger, che è il nostro editore e studio grafico con lo studio Tostapane, è lì che ci osserva da lontano e da lontano ci ha seguito e ha impostato anche tutto l'aspetto grafico del libro e insomma siamo molto grate. E la supervisione e la scelta fotografica fatta con Carla da Vittorio Pavan di Camera Foto e la stampa fatta dalle tipografie grafiche veneziane. E poi vogliamo ringraziare Paola De Calo, che è la nostra fotografa del gruppo, che è qui, che ci riprende così. E ringraziamo naturalmente tutti voi che siete in sala, ma io vorrei ringraziare Carla Carletto, che ha messo insieme tutte
queste energie e che con la sua creatività e con la sua caparbietà ha anche voluto fare una presentazione che è un po' fuori dagli schemi. Abbiamo deciso di non presentare il libro illustrando foto per foto, parlando tanto del lavoro, quanto di dare il senso del gruppo che ha portato a compimento questa opera, che è destinata, come è stato detto, a lasciare una traccia nel futuro. Noi l'abbiamo vissuta, l'abbiamo rappresentata, l'abbiamo scelta. Per arrivare a 100 scatti siamo partite da qualche migliaio e quindi c'è stato un lavoro proprio di scelta fatto condiviso per arrivare a esprimere quell'aspetto della città che volevamo lasciare a memoria e quindi auspichiamo che poi questo rimanga appunto come testimonianza futura anche per le future generazioni di una fase storica che speriamo rimanga unica, anche se non possiamo avere questa certezza. Va bene, grazie molte per essere intervenuti.